E bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft Vanilla. Allora ragazzi, mi sono portato un pochino avanti con le cose. Ho creato questa cesta per metterci le cose. Ho fatto un pieconifero, che è questo qua, vedete, questo qua che si sta muovendo. E ho messo l'inventario. E poi cosa ho fatto? Non so manco io, raga. Ho fatto, vabbè, ho fatto questo piccolo in ferro col ferro che avevamo preso. Ma poi per male l'inventario che ho messo di culo. Vabbè, ecco, ho fatto. Qui prima c'era tutta erba che ho messo il legno, che è carino. Sì. E poi qua ho fatto una coltivazione. Dove l'ho fatta, ragazzi? Oddio, sì. Allora vi spiego come si fa. Dovete prendere una zappa che si fa con 2 bastoncini di legno e 2 pezzi di questa pietrame. Poi toccate qua, faccio vedere, aspettate. Poi ho messo delle torce per illuminare, perché sennò la notte ci sono i mostri. Allora, dobbiamo entrare in casa. Questa qui l'ho fatta con 2 bastoncini di legno e 2 pezzi di pietra. Pigliate un seme di grano, che si prendono spaccando le erbacce. Questo qua, vedete, le spaccate e ogni tanto vi danno i semini. Vediamo, vi voglio far vedere una che me la dà. Se magari me la dà, sì. E dammelo. Oh ragazzi, non me lo danno. È incredibile, non me lo danno. Ragazzi, non mi danno i semini. Io non ci voglio credere. Oh, questo mi ha dato, vedi, spaccate le braccia e vi dà sto semino. Poi raccogliete, prendete questa zappa, fate tac sulla terra e ci fate un clic e così, poi ve lo pigliate. Quando diventa grano, quando il grano diventa giallo, voi ci pigiate sopra, tipo così, e lui vi viene, e con 3 pezzi di grano, non ci credo, e con 3 pezzi di grano fate un panino che vi dà cibo. Allora ragazzi, oggi volevo fare 2 cose, però mi sa che farò solo una. La prima che volevo fare era trovare una caverna per esplorarla, trovare dei materiali. E l'altra, se il grano cresceva velocemente, volevo, come si dice, prenderci degli animali. Facciamo una cosa, andiamo a cercare una caverna. Tanto lì faccio la carbonella. Noi andiamo a cercare una caverna. Allora, una caverna. La pecora rosa, è strarara. Perché senza vedere questo mi sembra un maiale. Allora, vediamo se... what? Beh, saliamo lì. Andiamo a vedere che si può trovare. Allora, vediamo un pochino. Quindi c'è qualcosa, non c'è assolutamente niente ragazzi, c'è del carbone. Prenderò molto volentieri di questo carbone. Vedete, memorizzatelo. Questa cosa qui sono con dei punti neri e lì c'è un coniglio che salta. No, sono 2 pezzi. Sono 2 conigli. Allora. Hello. No, dove vai? Non c'è. Madonna come è brutto lì. Però poi dato che c'è la caverna con tutta una pietra. Qui c'è. No, niente, pensavo c'era una caverna qui sotto. Ma non c'è. Oh, sto lì. Allora, le cose lì c'è del carbone ma non voglio di scendere. Quindi andiamo di qua. Ah, poi ragazzi,
quando voi correte, come sto facendo io, vedi queste cosciotte da destra scenderanno, però sono in difficoltà 0 non scendono. E ragazzi, perché sono le mucche, ragazzi, sono in difficoltà 0, no perché sono una testa di cazzo, la leverò tra pochino, perché se no non riesco a giocare, cioè tipo all'inizio per le prime cose devo avere la difficoltà 0, almeno che non sei un pro. Io non è che sono tutto questo pro, quindi non so questa, perché non avete il cibo, dicevo, e senza cibo ragazzi vi scende la fame, e quando non avete più cosciotte iniziate a morire, quindi ragazzi potrebbe essere un problema. Mi sono perso, cioè per farvi una famiglia senza dell'orientamento. Allora io mi sa che è di qua. Sì, di là, ho visto le torce. Allora andiamo qua. Scusatemi ragazzi se ogni tanto mi sentite tirare sul musico, però sono molto raffreddato, ma molto ragazzi, molto. Ah, poi ragazzi, intanto vi sono dei riunioni. Ieri sera ho caricato la mia sigla, che ora vedrò come fare, perché ci devo lavorare ancora per metterla nei video, però voi andatevela a sentire, che secondo me è molto bella. C'è questo buco. Ragazzi, è incredibile, non ho preso le torce, ma quanto posso essere furbo. Allora, andiamo di qua. Da qui? No, qua. Carbonella. Questo lo metti qui. Posti. Taca. E al posto di questa ci metti le cose. E poi c'è questo. Magari la zappa non mi serve. E faccio questo. No, ho sbagliato. Ho levato una torcia. Andiamo. Dove l'avevo fatto il buco? Mi sa qui. Sì, qui. Metto una torcia così voi vedete. Ferro, sì. Devo smettere di scavare tutto quel piccolo, se no. Per questi devo usare la pala. Questo qua ragazzi è un materiale nuovo che ancora non abbiamo visto. Questa è la ghiaia, che è tipo terra, solo che questa qui guardate cosa fa, state a vedere, questa crolla, guardate, la metto qui e crolla, quindi dovete stare attenti a scavare perché a volte vi casca in testa e voi morite soffocati. Vediamo che si trova. Vi volevo dire una cosa ragazzi, ma me la sono dimenticata. Ragazzi, questa parte ve la taglio perché è noiosa. Vi faccio vedere quando trovo tipo una caverna o se no chiudo il video.
raga, niente, ho quasi finito il piccone, qua non si trova niente, guardate. In basso a sinistra c'è il mio piccone con la barra rossa, quindi che ormai è quasi finita. Però non ho trovato niente. Quando finisco il piccone, ragazzi, chiudo il video. Dai, tu, ti prego. Fammi trovare qualcosa. Niente, ragazzi. E allora che vi devo dire? Qua da Jacopo è tutto. Iscrivetevi al canale, mettete un bel like se questo video vi è piaciuto e leggete la descrizione perché vi consiglierò qualcosa lì. E niente ragazzi, ciao a tutti.